Grande partecipazione a Portoviro allo screening cardiologico e metabolico organizzato dal Lions Club Contarina Delta del Po, con il patrocinio della città di Portoviro e la collaborazione della Casa di Cura Madonna della Salute nella Sala Eracle. L'iniziativa, rivolta all'intera comunità del Delta del Po, ha permesso ai cittadini di effettuare controlli gratuiti legati al cuore e diabete, registrando numerose adesioni fin dalle prime ore della mattinata. Orazio Bertaglia, presidenti di Contarina Delta Po Lions Club, avete fatto una cosa straordinaria, praticamente uno screening per tutta la popolazione di Portoviro. E quante persone hanno aderito fino adesso, presidente? Dovremmo essere attorno ai 150, però non sono in grado, adesso dovremmo contare, poi conteremo le schede alla fine. È una sinergia con l'amministrazione comunale, voi fate moltissime di queste cose, di queste partecipazioni in collaborazione anche con altre associazioni eccetera. L'importanza del Lions in questo territorio, presidente? Allora, intanto siamo in collaborazione con l'amministrazione, sacrosanto perché ci ospita qua e ci ha aiutato con la pubblicità e tutto, e anche con la casa di cura che ci ha mandato 2 infermiere e poi ci sostiene. Con le altre associazioni il rapporto è buono. Il Lions, per definirlo, è questo: è un'associazione di volontariato, la più grande, si dice, associazione di servizio del mondo, è un'associazione internazionale che ha sede in America e ha club in tutto il mondo, in 200 paesi del mondo, 1,5 milioni di tesserati, di associati, e quindi ecco questo. L'obiettivo è fare dei service, uno degli slogan è: dove c'è un bisogno, lì c'è un Lion. E questa è una cosa. L'altra cosa, l'attenzione al territorio e alle sue esigenze. Forse avrà sentito che l'anno scorso, cioè all'inizio di quest'anno sociale, l'anno sociale da noi va da luglio a giugno. A dicembre dell'anno scorso abbiamo donato a una scuola dell'infanzia di Portoviro un montascale per disabili. Ecco, abbiamo attenzione per il territorio e attenzione per i giovani e per altre attività. Anche il sindaco, insieme a Siviero, l'assessore e tra l'altro anche al consigliere di minoranza Mancin. Sindaco, anche lei ha partecipato a questo screening. Quanto è importante per la popolazione questo esperimento, ma soprattutto quanto è importante anche la sinergia con Lions? Innanzitutto un plauso al Lions Club e alla Casa di Cura che hanno messo a disposizione dei professionisti per fare questo screening. È veramente una cosa ottima. Non è la prima volta, non è il primo anno, quindi dobbiamo ringraziarlo per i più anni che hanno fatto. Quindi è un'iniziativa che va spinta e sollecitata. Io mi auguro che se fosse possibile anche ripeterla prima dell'autunno, sarebbe una cosa buona. Guardo il dottor Fonger, che è il nostro specialista in diabetologia, e quindi grazie a tutti. E naturalmente abbiamo visto tantissima gente, adesso c'è un po' di calma, ma da stamattina alle 9 è passata tantissima gente, quindi è una bella cosa tenersi controllati, perché la salute è la prima cosa che bisogna guardare, non c'è nulla da fare. Ecco, senza turbare la privacy, aveva il braccio tirato su, quindi ha fatto già lo screening. Come va il sindaco di Portoviro? Sanissimo o con qualche riserva? Ho la mia età, ho i miei gloriosi 67 anni, la pressione è 65-120. Relativamente bene, dai. Sì, dai, ma sono dati sensibili che io posso divulgare senza problemi. Ecco, tra l'altro l'assessore si è rifiutato, quindi o ha qualche scheletro nell'armadio, qualche glicemia che non va bene, anche Mancino deve ancora farlo. Giovanni, Doriano bisogna che lo faccia, Doriano. Viva comunque sempre Portoviro!